Non chiamatelo amore. Non chiamatelo amore è un progetto della nostra scuola che nasce dall'esigenza di confrontarci con un tema sociale molto forte, la violenza sulla donna. Il progetto, che è stato condiviso con tutte le classi, viene realizzato dalle seconde e dalle terze, durante le ore di arte immagine. Dopo una riflessione e una discussione abbiamo individuato 4 opere d'arte: Il bacio di Klimt, Gli amanti di Magritte, La passeggiata di Chagall, e Il bacio di Hayez. In tutte queste opere si vedono degli innamorati che si scambiano gesti affettuosi, ma i colori che abbiamo scelto non sono quelli reali. I quadri, infatti, si tingono di rosso, il colore della violenza, quella violenza che colpisce le donne e che molto spesso si consuma tra le mura domestiche. Questi 4 quadri hanno dato vita ad un'installazione dal titolo Non chiamatelo amore, installazione che ha trovato la sua collocazione nel corridoio della nostra scuola. Con l'aiuto dell'insegnante di musica abbiamo trovato un brano che potesse sottolineare le emozioni date dalla visione dei quadri e che completasse l'installazione. La scuola deve contribuire alla costruzione di coscienza civica e rispetto nei confronti della donna per prevenire ogni forma di sopraffazione. Siamo consapevoli del fatto che noi, generazioni del futuro, abbiamo il compito di riconoscere e combattere ogni forma di violenza.